Buonasera. Amen, amen. Ci alziamo in piedi. Se tu ancora non hai avuto l'opportunità di prendere la mano di quello che è a fianco a te, hai ancora questo tempo e prendi la mano e dice: sia benvenuto in nome di Gesù. È stato un piacere vederti ancora una volta per adorare insieme a quello che vive e regna, e che lo vedremo in breve. Quello che vive arriverà in breve e potremo così abbracciare anche a Lui. Amen. Facciamo una preghiera. In questa preghiera tu possa ricordare di quello che magari è a casa con un problema di salute, chissà non ha potuto venire questa sera, che tu possa ricordare di quello che non è riuscito ancora ad arrivare qui in questa sera. Senhor meu Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela tua presença, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Te agradecer mais uma vez pelo teu amor, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós e viu graça. E estamos aqui, Senhor, para reconhecer que o teu nome é grande, que o teu nome é grande, o teu nome reina e vive para todo sempre, ó Pai. Senhor, que o Teu possa abençoar aqueles, Senhor, que não poderão estar aqui nessa noite. Seja qual for o motivo, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro àqueles que estão em casa, ó Pai. Talvez desanimado, talvez triste, angustiado. Que o Senhor possa visitar o coração, ó Pai, deles, renovando, ó Pai, as forças, renovando a alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma-nos pelas Tuas mãos, ó Pai. Move o nosso coração nessa noite de alegria, e que o Teu Espírito, ó Pai, possa agir em nosso meio com honra e glória, ó Pai. Receba a nossa adoração, ó Pai. Receba o nosso louvor, ó Deus. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi, per noi. Gesù è morto sulla croce. Gesù è morto sulla croce per te, per te, per noi. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te. Ancora una volta. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Gesù è morto sulla croce. Gesù è morto sulla croce per te, per noi. Gesù è morto sulla croce per me, per te, per noi. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui, nella tua casa abitare.
è morto sulla croce per te, per noi, Gesù è morto sulla croce per me, gloria a Dio, per te, per noi. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Oh, 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 oh. Gloria a Dio. Perché Egli vive, perché Egli vive, posso credere, perché Egli Vive. speranza, speranza ho, perché Egli Vive. posso credere, perché Egli vive, in speranza ho. Perché Egli vive, posso credere, perché Egli vive, in speranza ho. Io voglio restare nella tua più forte, vale più. Io voglio nella tua casa, perché un giorno vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Io voglio restare sempre qui nella tua casa abitare, perché un giorno insieme a te vale più di 1000. Alleluia, alleluia, alleluia. Ah, Signore, dammi un cuore pulito, Signore. Signore, muoviti tra di noi, oh Padre. Muoviti tra di noi, Signore. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Puoi dichiarare: Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi
dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io. Chi salirà? Chi salirà sul monte resterà. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Tutti insieme, dai, chi salirà? Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Dichiara, dichiara. Chi salirà sul monte
salirà, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Alleluia, Signore. Alleluia. Amen. Questa canzone che canteremo adesso a volte mi fa ricordare dei momenti di afflizione che passiamo quando io sono davanti a un'università, davanti a una mura che io guardo così e dico: Signore, troppo difficile per me. Non so se riuscirò, Signore, ad arrivare oltre le onde. Ma leggendo la Bibbia io mi ricordo che il Signore ha detto al suo popolo: non temere, non abbiate paura, perché io sono con voi. Siate coraggiosi, io sono con voi oggi, domani, sarò con voi sempre. Se tu sei davanti a una diversità, se tu sei davanti a un problema, ricordati che il Signore è più grande. Il Signore è con te, Lui va davanti. Non abbiate paura. Sulle acque dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero, e in mezzo al mare confiderò. Possono restare, e lì ti incontro in un mistero, e in mezzo al mare confiderò. Al tuo nome chiamerò, e al grande onde guarderò.
sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza, guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza, guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Al tuo nome chiamerò, Oltre le onde, e oltre le onde guarderò, se cresce il mare soltanto in te. Facciamo un applauso al Signore. Eto, mi senti? Eto. Eto, mi senti? Eto, mi senti? Microfone do pastor sbagliato. Você deu da Andrea. La presenza di Dio in mezzo a noi. Ok, já pegou, já pegou. Prima di sederci voglio fare un momento delle decime, delle offerte. Quindi tu che hai portato oggi la tua decima, la tua offerta, in questo momento sei benvenuto a portarla alla casa del Signore. Dona con gioia, dona se credi che questa casa ancora è usata da Dio per salvare persone, dona se credi nell'avanzamento del regno di Dio su questa terra. Se oggi tu hai questo nel tuo cuore, puoi offertare in questo momento alla casa del Signore. Se hai separato oggi la tua decima, sei benvenuto a portarla. Ci sarà la missionaria Katia là dietro che può aiutarti sempre con la carta, col bancomat. Non usiamo questo metodo per chiedervi più soldi, ma semplicemente per facilitare se oggi tu vuoi donare qualcosa alla casa del Signore. Ma facciamo una preghiera in questo momento, chiedendo al Signore che possa consacrare le nostre decime, le nostre offerte, poi torniamo ad adorare Dio. E ti chiedo se puoi alzarti in piedi, così dopo adoreremo ancora il Signore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io chiedo, Signore, che tu possa consacrare a te queste decime, queste offerte, tutto ciò che oggi noi porteremo, ciò che oggi abbiamo nel cuore, Signore, di portare alla tua casa per il mantenimento, Signore, della tua opera. Benedici, Padre, ogni offerta che entrerà affinché possa essere usata al meglio per la tua opera su questa terra. E io ti chiedo, Dio, di benedire ogni famiglia qua presente, ogni famiglia qua
rappresentata, Signore, che tu possa benedirla con il tuo amore, con la tua presenza, soprattutto all'interno di quelle mura. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. In tua presenza. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci, potete sedervi. Gloria a Dio per quello che il nostro Signore già sta facendo in questo culto, già sta ministrando ai nostri cuori. Prima di passare al momento della predicazione, volevo scusare, giustificare l'assenza dell'Andrea, come molti di voi già sanno, la nostra pastora, no, la mia pastora prima di tutti, ma di tutta la Chiesa è in Brasile, sarà là un periodo insieme a Liam. Pregate per loro, pregate soprattutto per me e Benjamin che siamo qua da soli, che ci sia sempre cibo sulla tavola, perché ho fatto una scorta di popcorn in caso, no? Ma ringrazio anche tutte le famiglie che ci stanno aiutando in questo periodo, soprattutto con Benjamin, no? Per fargli sentire un po' meno la mancanza dell'Andrea, di Elia. Un grazie di cuore a tutti quanti voi. Volevo anche dare un avviso. Gostaria di dar um aviso. Sono riaperte, come abbiamo già detto, le iscrizioni al corso Seguitemi. O curso Seguitemi vai ser reaberto. Quindi tutti voi che avete questo desiderio Então, a todos vocês que têm essa vontade, di lavorare all'interno della Chiesa, que têm a vontade de trabalhar no interno da igreja, siete invitati a fare questo corso. estão convidados a fazer esse curso. Questo è un corso che sta strutturando oggi ministerialmente la nostra Chiesa, É um curso que está ministeriando a nossa igreja. e tutti coloro che hanno questo desiderio, no, di partecipare attivamente alla vita della Chiesa E todos aqueles que têm a vontade de participar ativamente na vida da igreja, devono fare questo corso. devem fazer esse curso. Che cosa significa lavorare, partecipare attivamente? O que significa trabalhar e participar ativamente? Qualsiasi mansione all'interno della nostra Chiesa, É fazer, qualsiasi attività. fazer qualquer atividade na igreja. Ad esempio, se vuoi stare alla regia, Por exemplo, se você quiser estar na regia, se vuoi rubare il posto di Anderson al mixer, se quer roubar o lugar do Anderson no mixer, se il tuo desiderio è quello di adorare Dio davanti a tutti, con la lode, con la danza, se o teu desejo é adorar a Deus através do louvor, da dança, se vuoi essere un maestro dei nostri bambini, dei nostri preteens, se você quer ser um professor dos preteens, do teens, se vuoi essere un attore dei nostri teatri, se você quer ser um ator do nosso teatro,
insomma qualsiasi attività che c'è in chiesa. enfim, fazer qualquer atividade que está no interno da igreja. Sei invitato a fare questo corso. Você está convidado a fazer esse curso. Nei prossimi giorni metteremo sul nostro gruppo principale Siamo Uno in Cristo, Nos próximos dias, a gente vai colocar o aviso no grupo da igreja. metteremo il link per entrare nel corso Seguitemi. Vamos colocar o link para vocês entrarem no curso Seguite-me. Basta che tu ci clicchi sopra e entrerai a far parte di questo corso. Basta clicar que você vai fazer parte desse curso. Se vuoi essere una delle persone che stanno là in accoglienza, sorridendo, abbracciando tutti quelli che entrano, Se você quer ser uma daquelas pessoas super calorosas que estão ali atrás, acolhendo a todos, allora questo corso è proprio per te. então esse curso é para você. Amen. Amém? Preghiamo prima di entrare nella parola. Vamos orar antes de entrar na palavra. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento io ti prego per me, prima di tutto, per Daniel, Signore, che oggi porteremo questa parola, ma ti prego per tutta quanta questa Chiesa, Signore, che il cibo che tu vuoi seminare oggi in mezzo a noi possa portare grande frutto, possa essere cibo di vita eterna. Io ti chiedo, Signore, che tu possa ministrare qualcosa ai nostri cuori, che non sia qualcosa che resti solo oggi qua in questa stanza, ma che possa essere qualcosa che cominci ad agire nella nostra vita, ad attivare una nuova fede, un nuovo modo di vivere il tuo Vangelo. Benedici ogni persona qua dentro, dacci, Signore, la capacità di intendere tutto ciò che tu vuoi dirci e di praticare ciò che tu ci vuoi insegnare. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amém. Ok, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie Quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias nel libro di Giobbe no livro de Jó, al capitolo 6. capítulo 6. Tu che hai portato la tua Bibbia, Você que trouxe a sua Bíblia, la versione che useremo in portoghese è la nuova versione trasformatora. a versão que vamos usar na versão em português é a nova versão transformadora. Ok, Giobbe capitolo 6, leggerò il versetto 15 e poi passerò al versetto 21 in avanti. Dice così: ma i fratelli miei si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua dei torrenti che passa. Tali, così, siete diventati voi per me. Vedete uno che fa orrore e vi prende la paura. Vi ho forse detto, datemi qualcosa? O vi ho forse detto, con i vostri beni, fatemi un dono? O forse vi ho detto, liberatemi dal mio nemico? O vi ho detto, fatemi fuggire dalla mano dei prepotenti? Ammaestratemi e starò in silenzio. Fatemi capire in che cosa ho sbagliato. Quante sono efficaci le parole giuste, ma la vostra riprensione, che cosa vale? Meus irmãos, vocês que mostraram indignos da confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, da mesma forma vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem dos meus inimigos ou que me resgatassem dos meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Amen? Amém? Avete capito tutti quello che abbiamo letto? Conseguiram Più o meno? entender tudo, mais ou menos? Allora, voglio iniziare questo momento Agora, quero iniciar esse momento ringraziando pubblicamente agradecendo publicamente il nostro presbitero Sandro nosso presbítero Sandro, per come è stato guidato dallo Spirito Santo como ele foi guiado pelo Espírito Santo a portarmi nella lettura del libro di Giobbe. a me levar a ler a leitura do livro de Jó. Dovete sapere che io, Sandro, insieme a un altro fratello, abbiamo un gruppo di devozionale Eu, juntamente com Sandro e um outro irmão, temos grupo de devocional, dove ogni giorno facciamo i nostri devozionali insieme per edificarci a vicenda. onde todos os dias nós fazemos o nosso devocional para nos edificar. Ogni giorno leggiamo un capitolo, no? Cada dia a gente lê um capítulo.
e parliamo, commentiamo questo capitolo insieme. A gente conversa e analisa esse capítulo juntos. Solo che Sandro ha avuto l'audacia un po' di tempo fa Só que Sandro foi audaz tempo atrás di proporci di leggere 2 libri della Bibbia, e propôs de lermos 2 livros da Bíblia, Ecclesiaste e Giobbe. Eclesiastes e Jó. Vi confesso, fratelli, che quando Sandro ha fatto questa proposta, Vos confesso que quando o Sandro fez essa proposta, penso che ci sono ancora i messaggi registrati sul gruppo. eu acho que ainda tem as mensagens registradas no grupo. E ho detto, Ecclesiaste? Eu disse, Eclesiastes? Forse lo faccio, Talvez eu faça. ma Giobbe, Mas Jó, esco dal gruppo quando cominciamo Giobbe. eu vou sair do grupo quando começar Jó. Perché io sono stato traumatizzato dal libro di Giobbe nella mia infanzia cristiana. Porque eu fui traumatizado com o livro de Jó na minha infância. No, ero proprio i miei primi giorni da cristiano, Quando eu estava nos meus primeiros dias de cristão, ho fatto un proposito, no? eu fiz propósito. Ho detto, riuscirò a leggere un libro intero della Bibbia. Eu disse que eu vou conseguir ler um livro inteiro da Bíblia. Qualcosa di straordinario. Alguma coisa de extraordinário. E visto che però io sono una persona che non gli piacciono le cose banali, no? E como sou uma pessoa que não gosta das coisas banais, Non ho voluto iniziare dal Vangelo di Giovanni não quis iniciar de João o da Genesi, ou de Gênesis, come di solito si potrebbe fare. como de sólido a gente começa fazendo. Ho detto, comincerò con un libro strano. Eu disse, vou começar com um livro estranho. Ne scelgo uno con un bel nome dentro la Bibbia e parto con quello. Vou começar com um belo nome dentro da Bíblia e vou começar com esse. E aprendo la Bibbia un po' a caso, sono entrato su Giobbe. E pegando a Bíblia de qualquer jeito, eu decidi começar com Jó. E ho cominciato a leggere Giobbe, capitolo 1, Comecei a ler Jó, capítulo 1, bellissimo, muito bom, avvincente. muito animador. Sì, succedono un sacco di cose, è stupendo il capitolo 1 di Giobbe. Acontecem muitas coisas maravilhosas no capítulo 1 de Jó. Capitolo 2, Capítulo 2, insomma, diventa un pochino pesantino, però dai, magari poi si riprende. ele começa a ser um pouco pesante, mas talvez ele melhore depois. Passo al capitolo 3, Passo para o capítulo il 3, mio disanimo comincia a impennarsi. meu desânimo começa a aumentar. Capitolo 4, Capítulo 4, basta. Quando mi ricordo che quando sono arrivato al capitolo 4, eu disse chega, e quando eu cheguei no capítulo 4, sono andato a vedere quanti capitoli aveva sto libro di Giobbe che non avevo neanche visto, no? eu fui verificar quantos capítulos tinha o restante de Jó. E quando ho visto che andava sui 40 capitoli, ho detto, ma siamo fuori di testa, mi metto a leggere un libro da 40 capitoli. Eu percebi que ele ia além de 40 capítulos, então eu já falei, não, chega, não quero mais. E da quel giorno io ho sempre avuto un problema a iniziare a leggere il libro di Giobbe. Então, desde esse dia, eu tive um problema que era iniciar o capítulo de Jó. Ma grazie a Dio ancora una volta Sandro è stato guidato dallo Spirito Santo. Mas, novamente, graças a Deus, porque Sandro foi guiado pelo Espírito Santo. Oggi stiamo leggendo insieme il libro di Giobbe Hoje a gente está lendo juntos o livro de Jó. e è una vera benedizione. E é uma bênção. Non è una benedizione per Giobbe, Não é uma bênção para Jó, ma per noi è una benedizione. mas para nós é. Oggi con un po' di più intendimento, no? di che cos'è la parola di Dio, un po' più di intendimento cristiano. Ma se devi cominciare a leggere il tuo primo libro della Bibbia, non cominciare con Giobbe. Mas se você tem que começar a ler a Bíblia com um livro, eu não aconselho Jó. Ok, comunque la storia di Giobbe, per chi non la conoscesse, Para quem não conhece a história de Jó, ci dice che Giobbe era un uomo perfetto. nos diz que Jó era um homem perfeito. La Bibbia ci dice che era integro, A Bíblia diz que ele era íntegro, era retto, era direito, temeva Dio temeva a Deus e fuggiva il male. e fugia do mal. Era una persona perfetta. Era uma pessoa perfeita. No, Dio ci invita a essere santi come Lui è santo. Deus nos convida a ser santos como ele é santo. È una cosa che sembra impossibile, no? É uma coisa que parece impossível, não é? Ma se noi vediamo Giobbe, Mas se nós vermos Jó, possiamo immaginarci che cosa potrebbe essere questa frase che Dio ci dice. a gente consegue entender o que é essa frase que Deus nos deu. Giobbe viveva una vita di santità Jó vivia uma vida de santidade. e Dio lo faceva prosperare. E Deus fazia-o prosperar. Aveva una bella Ele famiglia, tinha uma bela família, era molto ricco, era muito rico, era il più grande tra tutti gli uomini del Medio Oriente. era o maior entre todos os homens do Oriente Médio.
Solo che un giorno Só que um dia, Satana va da Dio Satanás vai até Deus. e Dio dice a Satana: hai visto il mio servo Giobbe? E Deus diz a Satanás: você viu o meu servo Jó? Com'è bravo, com'è integro, com'è retto. Como ele é bravo, íntegro e direito? Questo ci fa capire una cosa, no? Questa frase che Dio dice a Satana, Isso nos faz entender uma coisa, essa frase que Deus disse a Satanás. che se noi vogliamo essere riconosciuti nel mondo spirituale, E se nós queremos ser reconhecidos no mundo espiritual, noi dobbiamo avere questi attributi: nós devemos ter esses atributos: integrità, rettitudine, integridade, direita, temere Dio, temer Deus, scappare dal peccato. escapar do pecado. Se noi vogliamo essere riconosciuti nel mondo spirituale, Se queremos ser reconhecidos no mundo espiritual, noi dobbiamo comportarci in questo modo. nos devemos comportar dessa maneira. E infatti Dio Enfim, Deus prendeva Giobbe come esempio davanti a Satana. pegava Jó como exemplo diante de Satanás. Giobbe era una testimonianza per gli angeli in cielo. Jó era uma testemunha para os anjos no céu. Se anche noi vogliamo essere testimonianze per gli angeli, Se nós também queremos ser testemunhas para os anjos, noi dobbiamo iniziare a vivere una vita di santità. nós devemos iniciar a viver uma vida de santidade. Ma Satana Mas Satanás risponde a Dio responde a Deus: e gli dice: sì Dio, io ho visto Giobbe, sim, Deus, eu vi Jó. ma è facile, no? Mas é fácil, né? Tu hai dato a Giobbe tutto, Você deu a Jó tudo, ha 10 figli, tem 10 filhos, una bella famiglia, uma família bonita. pieno di soldi, ha servi, ha tutto quello che si potrebbe desiderare. Ele tem tudo aquilo que o homem pode querer. È normale che lui sia bravo con te, É normal que ele te adore. ma lascia che io tocchi nella sua carne, lascia che io tocchi la sua famiglia, lascia che io tocchi i suoi averi Mas permita-me tocar nele. e vedrai se lui continuerà ad adorarti oppure no. E você vai ver se ele vai continuar te adorando ou não. E allora Dio permette a Satana di toccare nella vita di Giobbe. Então Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. In pochissimo tempo Em pouco tempo, Giobbe perde i suoi figli, Jó perde seus filhos, perde tutti i suoi averi, perde todos os seus bens, perde sua moglie, perde a sua mulher, perde tutto quello che si potrebbe ele perdere. perde tudo aquilo que ele podia perder. Dal più grande Do maior di tutti gli uomini diventa il più povero, il più miserabile di tutti gli uomini. do maior homem reconhecido, ele vira o menor homem. Piccolo uomo. È qualcosa di terribile che capita nella sua vita, no? É algo de terrível que acontece na sua vida. E questo ci insegna qualcosa, Isso nos ensina alguma coisa. perché Dio ha provato Giobbe. Porque Deus provou Jó. Dio ha permesso che Satana toccasse nella sua vita, no? Deus permitiu que Satanás tocasse na sua vida. Noi attribuiamo tutte le cose che ci succedono molte volte al nemico, no? Muitas das coisas nós atribuímos ao inimigo, Ma Dio è un Dio che prova le nostre vite. mas Deus é um Deus que prova as nossas vidas. Perché? Perché è un Dio cattivo? Porque Ele é um Deus mau? Assolutamente no. Obviamente não. Perché Dio vuole vedere Porque Deus quer ver se noi siamo dei veri adoratori. se nós somos os verdadeiros adoradores. Se noi siamo dei veri adoratori, Se nós somos os verdadeiros adoradores. noi adoreremo nella gioia Nós vamos adorar na beleza e anche nel dolore. e também na dor. C'è una frase famosa, no, che dice Giobbe: Tem uma frase famosa que Jó diz: Dio mi ha dato Deus me deu, e Dio mi ha tolto. Deus me tirou. Ma benedetto sia il nome del Signore. Mas seja bendito o nome do Senhor. Dio vuole che noi lo adoriamo in ogni situazione. Deus quer que nós o adoremos em todas as situações. C'è chi dice che è più facile adorare Dio nei momenti di gioia, no? Tem gente que fala que é mais fácil adorar a Deus em momentos de felicidade, Perché quando uno è felice, è gioioso, non ha nessun problema, allora può adorare Dio. porque quando alguém está feliz, ele não tem nenhum problema em adorar a Deus. Quando invece tutto va male, tutti abbandonano Dio. Quando tudo está indo mal, é normal, como diz, abandonar a Deus. C'è chi dice proprio il contrario, no? Tem gente que diz ao contrário, Che quando hai necessità, que quando tem necessidade, allora vai da Dio. então vai a Deus.
e che invece quando sei nella gioia, quando sei nella vittoria, allora ti allontani da Dio perché hai già tutto. E quando você está na felicidade, você acaba abandonando a Deus. Indipendentemente che tu sia nella gioia, che tu sia nel dolore, Independente se você está na felicidade ou na tristeza, Dio desidera che tu lo adori. Deus quer que você o adore. E per un semplice motivo, E por um simples motivo. qualcosa che ho già predicato in passato, che magari ancora predicherò in futuro, Uma coisa que eu preguei no passado, mas também vou pregar. il principio dell'adorazione O princípio da adoração è che l'adorazione ci rende graditi davanti a Dio. é que a adoração nos rende gratos a Deus. Quando noi adoriamo Dio, Quando nós adoramos a Deus, noi diventiamo graditi ai suoi occhi. nós nos tornamos gratos aos seus olhos. Agradável. Non so se tu sei mai stato gradito, ti sei mai sentito gradito agli occhi di tuo padre. Não sei se você já se sentiu agradável aos olhos do seu pai. Penso che tutti i genitori qua sono sempre orgogliosi dei propri figli, no? Acho que todos os pais aqui são orgulhosos dos próprios filhos. Indipendentemente dalle decisioni che prendono, da scelte che fanno che magari sono diverse dalle nostre, tutti noi genitori siamo... Scusami. Independente de todas as decisões que os filhos tomam, eu acho que os pais são Siamo gratos, sempre são, orgogliosi dei são nostri sempre figli. orgulhosos dos filhos. Ma ci sono dei determinati momenti Mas tem os determinados momentos in cui noi proprio riconosciamo che i nostri genitori si sono inorgogliti di noi, no? Mas tem alguns momentos que a gente deixa os nossos pais desorgulhados. Noi eravamo proprio, vedevamo che eravamo graditi agli occhi dei nostri genitori. Tem momentos que nós percebemos que nós somos agradáveis aos olhos dos nossos pais. Mi ricordo quando ero piccolino, avevo sugli 11 anni, Me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, io giocavo a basket, jogava basquete. c'era stata una partita che mio papà era presente Teve uma partida que meu pai estava presente. e stavamo per perdere la partita, A gente estava perdendo a partida. eravamo sotto di 3 punti, mancavano 5 secondi alla fine. A gente precisava de 3 pontos e faltavam 5 segundos para o final da partida. Allora io ho preso la palla, ho fatto un tiro da 3, ho fatto canestro. Então eu peguei a bola, fiz um tiro da 3 e consegui fazer o ponto. Ho pareggiato la partita all'ultimo secondo. Eu empatei a partida no último segundo. Fino a oggi mio papà mi racconta questa storia. Até hoje meu pai me lembra dessa história. E quel giorno io sono stato così felice, E nesse dia eu fiquei tão feliz, non tanto per il risultato della partita, não tanto por causa do resultado da partida, ma perché io mi sentivo mio papà che era orgoglioso di me. mas porque eu sentia que meu pai estava orgulhoso de mim. Vi è mai capitato di sentire i vostri genitori che erano veramente orgogliosi di voi per qualcosa? Já aconteceu com vocês de sentir isso? Dio ci gradisce, è orgoglioso di noi quando noi lo adoriamo. Deus se orgulha de nós quando nós o adoramos. E per questo motivo Por esse motivo, Dio permette la prova nella nostra vita, por isso o Deus permite as provas na nossa vida, per provare la nostra adorazione in spirito e verità. para provar a nossa vera adoração. Tornando al nostro Giobbe qua, Tornando a Jó, allora abbiamo visto, no, tutto quello che gli è successo. Pensate che tutto quello che vi ho raccontato della storia di Giobbe, agora a gente viu tudo aquilo que aconteceu com Jó, tutto quello che vi ho successo è il capitolo 1. tudo aquilo que aconteceu no capítulo 1. Per questo vi ho detto che il capitolo 1 è bello e avvincente, succede tutto lì dentro. Por isso eu disse que o capítulo 1 é bem emocionante, acontece tudo. Poi non succede più niente per 40 capitoli. Depois não acontece mais nada por 40 capítulos. Ma nel capitolo, proseguendo con i capitoli, vediamo che 3 amici di Giobbe vanno da lui. Mas continuando os capítulos, a gente vê que tem 3 amigos que vão até ele. E vanno da lui perché vedono che è in questo stato, no, di tristezza. E eles vão porque ele vem esse estado de tristeza em Jó. E vogliono andare da lui per stare un po' vicino a lui, no? Eles vão até ele para poder ficar um pouco perto. Soltanto che uno di questi 3 amici comincia a fare un discorso Só que um desses amigos começa a fazer um discurso. e comincia a dirgli: Giobbe, E começa dizendo, Jó, tu sei un esempio di integrità. você é um exemplo de integridade. La tua integrità ha ispirato anche altre persone. A sua integridade inspirou outras pessoas. Ma fai un ragionamento con me. Mas raciocina comigo. C'è una legge spirituale Tem uma lei espiritual che è la legge di
ciò che si semina anche si raccoglie. Que é aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E questa è veramente una legge spirituale. E é verdadeiramente uma lei espiritual. Tutto ciò che noi seminiamo, noi anche raccoglieremo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente tem que recolher. È chiaro, no? Anche nel mondo naturale, É claro que também no mundo natural, se io pianto delle patate, se eu plantar batatas, non raccoglierò dell'anguria. eu não vou recolher melancias. Questa è una cosa molto chiara a tutti, no? Isso é uma Anche coisa, nel, isso é uma coisa muito clara a todos. anche nel mondo spirituale funziona così. Também no mundo espiritual funciona assim. Tutto ciò che noi piantiamo, Tudo aquilo que a gente planta, noi anche raccoglieremo. nós vamos colher depois. Prima o poi noi anche raccoglieremo. Antes ou depois a gente vai ter que colher. Tutto quello che tu pianti nella tua vita spirituale, Tudo aquilo que você plantar na sua vida espiritual, tu un giorno anche raccoglierai. você vai ter que recolher. Tutto quello che tu pianti nella tua famiglia, Tudo que você plantar na sua família, nella vita di tua moglie, di tuo marito, na vida da sua mulher, do seu marido, nella vita dei tuoi figli, na vida dos seus filhos, un giorno tu raccoglierai. um dia você vai ter que recolher. Questa è una legge spirituale. Essa é uma lei espiritual. Sia che tu pianti cose buone, Seja que você plante coisas boas, sia che tu pianti cose cattive. ou se você plantar coisas ruins. È chiaro che se tu pianti il bene, É claro que se você plantar o bem, tu raccoglierai il bene. você vai recolher o bem. Ma se tu pianterai cose sbagliate Mas se você plantar coisas erradas, attraverso un tuo cattivo esempio, através de um exemplo mau, attraverso parole, atteggiamenti sbagliati che hai con persone intorno a te, através de palavras ou atitudes erradas com as pessoas, tu raccoglierai tutto questo. você vai recolher tudo isso. E una cosa, no, su questa legge della semina, non pensare E uma coisa sobre a lei da semeadura, não pense che una volta che hai piantato una cosa, não pense que quando você plantar uma coisa, se tu hai piantato una cosa buona oggi, se você plantou uma coisa boa hoje, sicuramente tu un giorno raccoglierai tantissimo da questa cosa. no futuro você vai recolher tantas coisas boas disso. Perché se oggi tu pianti una cosa buona, Porque se hoje você planta uma coisa boa, ad esempio nella vita dei tuoi figli, por exemplo, na vida dos seus filhos, ma domani pianti una cosa sbagliata, mas amanhã você planta uma coisa errada, e poi un'altra sbagliata, depois uma outra coisa e errada, poi un'altra sbagliata, depois outra coisa errada, avrai da raccogliere molto più cose sbagliate che cose buone. você vai ter que colher muito mais coisas erradas do que coisas boas. Non si pianta solo una volta, Não se planta só uma vez, si pianta ogni giorno. se planta cada dia. In ogni momento della tua vita tu stai piantando semi intorno a te, Em cada momento da sua vida você está plantando sementes em torno a attraverso você. il tuo modo di vivere il Vangelo, tu stai piantando semi intorno a te. Através do seu modo de vivenciar o evangelho, você está plantando coisas em você. Non pensare che le tue azioni non abbiano conseguenze. Não pense que as suas ações não têm consequências. Hanno conseguenze nella tua vita, Tem consequências na sua vida, nella vita della tua famiglia na vida da sua família, e nella vita di tutte le persone che sono intorno a te. na vida de todas as pessoas que estão em torno de você. Perché ogni cosa che piantiamo, Porque cada coisa que nós plantamos, poi un giorno raccoglieremo. outro dia vamos ter que colher. E quindi questo amico di Giobbe, no? Então, esse amigo de Jó Dice Giobbe, se ti stanno succedendo tutte cose brutte, disse: Jó, se você está recebendo tantas coisas ruins, vuol dire che hai seminato male. quer dizer que você plantou mal. Ovvero, vuol dire che stai peccando. Ou, verdadeiramente, quer dizer que você está pecando. Tu stai peccando e per questo Dio ti sta maledendo. Quer dizer, então, que você pecou e Deus está te amaldiçoando. La logica dell'amico di Giobbe non era sbagliata, no? A lógica do amigo de Jó não estava errada. Ma è chiaro che noi abbiamo visto l'inizio della scuola e della storia e sappiamo che non è così. É claro que a gente viu no início da história e não era assim. Giobbe non era in peccato, Jó não estava no pecado. è Dio che ha voluto provarlo. É Deus que queria provar. E quindi arriviamo a questa risposta che Giobbe ha dato a questo suo amico. Então a gente chega nessa resposta que Jó deu ao seu amigo. E praticamente Giobbe a questo suo amico gli ha detto così. E praticamente Jó disse assim: Gli ha detto, io pensavo che tu eri venuto qua per confortarmi, eu pensei que você viria aqui para confortar. che tu sei un mio fratello, tu sei un mio amico. Que você é meu amigo, meu irmão, Ma in realtà non mi stai dando nessun tipo di aiuto. mas você não está me ajudando. Se tu mi insegnassi, Se você me ensinasse, se mi dessi parole di insegnamento, se mi facessi capire che cosa ho sbagliato, se você me desse palavras para eu entender aquilo que eu errei, allora
tutto bene, io sarei felice, mi farei insegnare. Então tudo bem, eu aceitaria tudo isso. Ma tu non stai dicendo questo. Mas você não está dizendo Tu isso. mi stai solo accusando. Você só está me acusando. E in che modo le tue accuse possono avere per me un significato? E de que maneira as suas acusações podem ter um significado para mim? Praticamente, Praticamente, Giobbe sta dicendo una cosa molto specifica a questo suo amico. Jó está dizendo uma coisa muito específica ao seu amigo. Tu mi stai dicendo tutti i problemi che sto avendo, Você está me dizendo todos os problemas que eu estou tendo, ma non mi stai dando una soluzione a questi problemi. mas você não está me dando a solução para esse problema. Ho sentito tempo fa una storia Eu escutei um tempo atrás uma história, di un paracadutista a história de um paraquedista che si è buttato, no, da un aeroplano que se lançou de um avião, e arrivando a terra chegando na Terra, il paracadute si è incastrato in mezzo a un albero. o paraquedas se enrolou no meio de uma árvore. E fatalità, in quel momento stava passando lì sotto un cristiano, no? Con la Bibbia sotto braccio, E naquele momento estava passando um cristão com a Bíblia, sicuramente dell'ADM, com certeza da ADM. e questo paracadutista gli dice: Ehi, E esse paraquedista disse: Oi, puoi aiutarmi per piacere? você pode me ajudar, por favor? Il cristiano guarda su: ah, certo, adesso vengo. O cristão diz, olha para cima: Ah, claro, claro, já venho. Ma scusami, ma tu sei un paracadutista? E pergunta: Você é um paraquedista? Sì, sono un paracadutista, ma puoi aiutarmi per favore? Sim, eu sou um paraquedista, mas você pode me ajudar, por Oh, favor? certo, sì, adesso vengo a aiutarti subito. Sim, claro, claro, já venho te ajudar. Ah, ma ho appena sentito un aeroplano che passava da qua. Ah, mas eu acabei de escutar um avião que passava por aqui. Per caso ti sei buttato da questo aeroplano? Por acaso você pulou desse avião? Sì, mi sono buttato da questo aeroplano. Sim, eu pulei desse avião. Adesso puoi aiutarmi per favore? Você pode me ajudar, por favor? No, certo, adesso vengo subito. Ah, ma tu sei un militare? Claro, claro, eu te ajudo, mas calma aí, você é um militar? Sì, sono un militare, ho il vestito da militare. Sim, eu sou um militar, eu estou vestido como um militar. E il paracadutista gli fa: E o paraquedista disse: posso farti anche una domanda? Posso te fazer uma pergunta também? Tu per caso sei un cristiano? Por acaso você é um cristão? E lui dice: sì, certo, l'hai riconosciuto dalla Bibbia? E ele diz: Claro, você teria reconhecido pela Bíblia. No, non l'ho riconosciuto dalla Bibbia, dice il paracadutista. O paraquedista diz: Não, não reconheci da Bíblia. L'ho capito perché tu sai un sacco di verità, Eu entendi porque você é um saco de verdade. sai un sacco di verità, sai Ah, molte porque você verità sabe muitas coisas, che però non servono a niente. mas que não servem a nada. Quello che vuole dire questa storiella, no? O que nos quer dizer essa história È che noi cristiani, é que nós cristãos, noi che abbiamo il vero Vangelo, nós que temos o verdadeiro evangelho, noi che abbiamo il discernimento tra il bene e il male, nós que temos o discernimento entre o bem e o mal, quello che siamo molto bravi a fare oggi que nós somos convidados a fazer hoje, è trovare i problemi nelle cose, é achar os problemas nas coisas, è giudicare. é julgar. Noi sappiamo cos'è giusto e cos'è sbagliato, no? Nós sabemos o que é justo e o que é errado. E per questo motivo noi siamo lì pronti a giudicare, a trovare il problema. Questo è sbagliato, questo è giusto, questo non va bene. E por isso nós somos experts em achar os problemas, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ma quello di cui voglio parlarvi oggi, Mas aquilo que eu quero falar hoje, che c'è scritto qua, e está escrito aqui, è che Dio vuole che noi non siamo persone di problemi. é que Deus quer que não sejamos pessoas de problemas. Piuttosto, Dio vuole che noi siamo persone di soluzioni. Deus quer que nos tornemos pessoas de soluções. L'amico di Giobbe O amigo de Jó, era lì che puntava il dito contro ogni problema che Giobbe aveva, ele só estava apontando cada problema que Jó tinha, ma non stava dando nessuna soluzione al problema di Giobbe. mas não estava dando nenhuma solução ao problema de Jó. E purtroppo oggi molti cristiani agiscono così. E, infelizmente, muitos cristãos hoje agem assim. Trovano problema in ogni cosa, Acham problemas em cada coisa, ma non danno soluzioni per queste cose. mas não dão soluções para essas coisas. Vediamo cosa è giusto e cosa è sbagliato, A gente vê o que é certo e aquilo que é errado, ma non diamo soluzioni per questo. mas a gente não dá solução para isso. C'è un versetto nella Bibbia, no? Tem um versículo na Bíblia In cui Gesù dice: perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, que Jesus diz: por que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, ma non guardi la trave che c'è nel tuo? mas você não observa a trave que está no seu?
Tante volte noi giudichiamo gli altri, Muitas das vezes a gente julga os outros. troviamo problemi nella vita degli A altri, gente acha problema na vida dos outros. troviamo problemi nel modo in cui gli altri agiscono, A gente acha problema no modo de que os outros agem, quando in realtà non abbiamo nessuna morale per giudicare o trovare problemi nella vita degli altri. quando na verdade a gente não tem nenhuma moral para julgar a vida dos outros. Perché molte volte noi siamo molto peggio degli altri. Porque muitas das vezes nós somos pior. Gesù qua non sta dicendo guarda che il tuo fratello non ha sbagliato. E Jesus ali não está dizendo, olha, o seu irmão não errou. Ce l'ha la pagliuzza nell'occhio anche lui, Ele tem o cisco no olho, sim. ma sei sicuro che tu puoi giudicare lui Mas você tem certeza que você pode julgar ele? senza prima aver giudicato te stesso? Sem primeiro ter julgado a si mesmo. Il primo passo che noi dobbiamo fare, O primeiro passo que nós devemos ter, se noi vogliamo essere persone di soluzioni e non persone di problemi, se queremos ser pessoas de soluções, não pessoas de problemas, è quello di smetterla di continuare a trovare i problemi negli altri e giudicare la vita degli altri. é parar de procurar problema na vida dos outros e julgar os outros. Anche perché siamo sinceri, no? Porque, vamos ser sinceros, Pensiamo la vita di Giobbe. vamos pegar a vida de Jó. Pensate che Giobbe non sapeva che lui aveva un sacco di problemi in quel momento? Vocês não acham que Jó tinha sabedoria de que tinha muitos problemas naquele momento? Giobbe sapeva benissimo dei suoi problemi. Jó sabia muito bem dos seus problemas. Non c'era la necessità che qualcuno venisse a dirgli di questo problema, no? Não tinha necessidade que alguém viesse e apontasse cada problema seu. Negli ultimi... Siamo qua da 3 anni e mezzo ormai in questo posto. A gente está aqui mais ou menos 3 anos e meio nesse lugar. Siamo riusciti a fare il tetto qua all'estate scorsa, no? Fine gente- dell'estate. A gente conseguiu fazer o teto mais ou menos no verão passado. Per 2 anni e mezzo, Por 2 anos e meio, non sto accusando nessuno, è soltanto per fare un esempio, não vou acusar ninguém, é somente para fazer um exemplo, più o meno 50 persone mais ou menos 50 pessoas sono venute a dire a me e Andrea, ma si risolverebbe il problema della temperatura se ci fosse il tetto. mas diziam que resolveria muito o problema da temperatura se fizessem um teto. Certo, Claro, lo so, a gente sabe. lo sapevo molto bene. Sabia muito bem disso. I problemi già li conosciamo. O problema a gente já conhece. Sapevamo che c'era un problema a non avere il pavimento, A gente sabia que era um problema não ter o chão. sappiamo che abbiamo altri problemi da risolvere all'interno di questa chiesa. A gente sabe dos outros problemas que tem no interno da igreja. I problemi già li conosciamo, O problema a gente já conhece. tutti noi già li conosciamo. Todos nós aqui conhecemos. Allora le soluzioni quali sono? Agora, a solução quais são? Dio non vuole che noi siamo cristiani che portano, che guardano ai problemi. Deus não quer que nós sejamos um cristão que observe o problema. Dio vuole che noi siamo cristiani di soluzione. Deus quer que nós sejamos cristãos de soluções. C'erano tantissime persone che dicevano il tetto, dobbiamo farlo per l'acustica, per il caldo, per il freddo, perché è brutto, faceva schifo. Muitas Veramente. pessoas vinham aqui e falavam, nossa, vocês têm que fazer o teto por diversas razões. I problemi già li sapevamo, ma non c'era la soluzione a questo problema. O problema a gente já tinha, mas a gente não tinha solução para esse problema. Perché costava tanto, Porque custava muito, perché io sinceramente non ho idea di come si faccia un tetto, porque eu não tenho ideia de como faz um teto. finché un giorno Até que um dia, l'Andrea è andata a trovare un modo per riuscire a fare il tetto in questo modo. a Andrea foi achar uma maneira para fazer o teto dessa forma. Ha detto, serve il legno, serve il tessuto. A gente precisa de madeira, tecido. Ok, ma il legno e il tessuto costano. Mas a madeira e o tecido custam. Altro problema Outro problema che ci è stato messo davanti agli occhi. que a gente teve davante dos nossos olhos. Ma abbiamo trovato un luogo in cui il legno costava poco e il tessuto costava poco. A gente achou, enfim, um lugar que a madeira e o tecido custavam pouco. Soluzione. Solução. Questo è quello che Dio vuole. É isso que Deus quer. Persone che dicono, ok, c'è questo problema. Non c'è Pessoas che problema, io vado alla soluzione. Pessoas que dizem, tem esse problema? Não tem problema, não tem importância, eu vou na solução. Un giorno sono andato da Junior, no? Um dia eu fui a Júnior, E vedo, Junior, abbiamo questo problema. eu disse, Júnior, a gente tem esse problema. Anche Junior sapeva che c'era questo problema. Também Júnior sabia desse problema. Ma Junior Mas Júnior, è stata la persona che ha portato la soluzione. mas foi a pessoa que trouxe a solução. Ha detto, ok, c'è questo problema, Disse, tá bom, a gente tem esse problema, ma guarda, io so fare il lavoro, eu sei fazer o trabalho,
io posso prendermi 3-4 giorni di ferie, eu posso pegar 3, 4 dias de folga, serve un macchinario, io posso offrire questo macchinario alla Chiesa per questi giorni vai precisar de uma ferramenta e eu consigo ofertar isso à igreja. e in una settimana abbiamo fatto tutto il lavoro. Em uma semana a gente terminou todo o trabalho. Perché? Por quê? Perché Junior non è stata una persona che ha portato un problema, Porque Júnior não foi uma pessoa que trouxe o problema, è stata una persona che ha portato una soluzione. foi uma pessoa que trouxe a solução. Tutti quanti conoscono i problemi. Quase todos conhecem os problemas. Giobbe conosceva i suoi problemi. Jó conhecia os seus problemas. Ciò che oggi noi cristiani abbiamo bisogno, Hoje o que nós cristãos precisamos de entender, ciò di cui noi abbiamo bisogno aquilo que nós precisamos e ciò che abbiamo bisogno di portare al mondo e aquilo que nós precisamos entregar ao mundo non sono problemi, não são problemas, sono soluzioni. são soluções. Perché i problemi già ci sono Porque os problemas já têm. e le persone già magari sanno che hanno questi problemi. E talvez as pessoas já saibam desses E problemas. peggio, se una persona non sa che ha un problema E pior, se a pessoa não sabe desse problema e tu gli vai a dire che ha un problema, e você vai dizer que é um problema, questa persona chiuderà i rapporti con te. a pessoa vai fechar todas as conexões com você. Io personalmente ho cominciato ad odiare la Chiesa evangelica Eu pessoalmente comecei a odiar a igreja evangélica prima di sapere cosa fosse la Chiesa evangelica. antes de saber o que foi a igreja evangélica. Perché io avevo in classe, alle superiori, Porque eu tive em classe comigo na escola una compagna che era evangelica, uma colega que era evangélica. che era figlia di pastore. Era filha de pastor. E questa mia compagna di classe, io non avevo idea di cosa fossero gli evangelici a quel tempo, Eu no? não tinha ideia do que fossem os evangelhos naquele tempo. E questa mia compagna continuava a dire, la mia religione è meglio della tua. E essa colega de classe continuava a dizer: a minha religião é melhor do que a sua. E io, a causa di questa compagna, già odiavo la Chiesa evangelica, anche se non sapevo cosa fosse la Chiesa evangelica. E por causa dessa colega eu já odiava a igreja evangélica. Perché agli italiani Porque para os italianos sono 3 le cose che non si possono toccare, no? são 3 as coisas que não se podem tocar. Prima di tutto è la pizza, A primeira coisa é a pizza. quindi mi raccomando a chi si mangia la pizza col ketchup. Então cuidado, mesmo se vocês comem a pizza com ketchup. Seconda cosa sarà il caffè probabilmente, A segunda coisa seria o café, provavelmente. quindi mi raccomando a fare il chaffezinho ai brasiliani, Então cuidado a fazer l'acqua sporca. a água suja. Ma la terza cosa, che forse è anche più importante delle altre 2, è la tradizione. E talvez a terceira coisa que fosse mais importante do que as outras é a tradição. Agli italiani non puoi toccare la tradizione. Nos italianos você não pode tocar a tradição. E gli italiani per tradizione sono cattolici. E por tradição os italianos são católicos. Penso che il 96% degli italiani si definisce cattolico, Eu acho que 96% dos italianos se definem católicos. anche se il 92% in realtà è ateo. Mesmo se 92% se considera ateu. Ma anche se una persona è atea, Mesmo se uma pessoa é ateu, un ateu, italiano, é um italiano, ma per tradizione è cattolico, mas por tradição é católica, tu non gli puoi toccare la Chiesa cattolica. você não pode tocar na igreja católica. Per tradizione. Por tradição. La tradizione per noi italiani è troppo importante. A tradição para nós italianos é uma coisa muito importante. E quindi per questo motivo io avevo già cominciato ad odiare la Chiesa evangelica a quel tempo, non sapevo neanche cosa fosse. Então, por esse motivo, eu comecei a odiar a igreja evangélica mesmo sem conhecer. Perché? Perché questa mia compagna Por quê? Por causa dessa minha colega. ha messo davanti a me un problema che io avevo nella mia vita spirituale, Porque ela trouxe um problema que eu tinha na minha vida espiritual. ma io non sapevo di avere. Mas eu não sabia que eu tinha. Noi cristiani dobbiamo smetterla di puntare il dito contro i problemi, far vedere i problemi alle persone, Nós devemos parar de apontar o dedo para as pessoas, julgar. ma piuttosto noi dobbiamo cominciare a presentare soluzioni alle persone. Mas melhor, devemos apresentar as soluções às pessoas. Proprio parlando ieri sempre col presbitero Sandro, Mesmo falando de ontem com o presbítero Sandro, mi ha detto che lui ha smesso di predicare la religione nel suo lavoro, ele me contou que ele parou de pregar a religião no trabalho dele. ma ha cominciato a presentare Gesù nel suo lavoro. Mas começou a apresentar sobre Jesus no seu trabalho. E questa è la soluzione che noi dobbiamo portare. E essa é a solução que nós devemos trazer. Gesù è la soluzione.
Jesus é a solução. Gesù è la soluzione ad ogni problema. Jesus é a solução a cada problema. Gesù è la soluzione a qualsiasi problema noi potremo avere nella nostra vita. Jesus é a solução para qualquer problema que podemos ter na nossa vida. Gesù è la soluzione in Brasile come Gesù è la soluzione in Italia. Jesus é a solução no Brasil, assim como na Itália. Si dice che l'Italia è difficile da evangelizzare Dizem que a Itália é difícil de se evangelizar, perché in Italia c'è già tutto porque a Itália já tem tudo. e le persone pensano di non avere bisogno di Dio, E as pessoas pensam que não tem necessidade de ter Deus, perché chi è in Italia c'ha i soldi, porque quem está na Itália tem dinheiro, c'ha la macchina, c'ha la casa, vive bene. tem carro, casa, vive bem. In Brasile magari è diverso, No Brasil é um pouco diferente, no? C'è più necessità. tem mais necessidade. In Africa è ancora diverso Na África é ainda mais diverso. e quindi in Africa è facilissimo secondo molti predicare il Vangelo. E segundo alguns é mais fácil até pregar na África sobre o Evangelho. Ma voglio dirvi una cosa, Mas eu quero dizer uma coisa. a voi che volete portare il Vangelo qua in Italia, A vocês que querem levar o Evangelho aqui na Itália, non è vero che gli italiani non hanno bisogno di Gesù. não é verdade que os italianos não têm necessidade de Jesus. Anche se oggi gli italiani pensano di non avere bisogno di Gesù, Mesmo que os italianos pensem de não ter necessidade de Jesus, gli italiani hanno bisogno di Gesù. os italianos precisam de Jesus. Io credo che ogni parte del mondo c'ha i suoi demoni. Eu creio que cada parte do mundo tem os seus demônios. In Italia abbiamo un demone molto forte, Na Itália a gente tem um demônio muito che forte, è quello della depressione. que é o da depressão. Una grandissima percentuale di italiani vive in depressione, Uma grande percentual de italianos vivem na depressão, vive nel disanimo, vivem com desânimo, vive una vita piena di problemi, vivem uma vida cheia de problemas, perché punta lei stessa, no? Queste persone puntano loro stesse i problemi sulla sua vita. porque elas mesmas apontam problemas à sua vida. Questo mi va male, questo mi va male, questo mi va male. Isso eu tenho mal, isso eu tenho mal. Questo è un demone che queste persone hanno. Isso é um demônio que as pessoas têm. E Gesù è la liberazione da questo. Jesus é a liberação para isso. Gesù ha detto: venite a me voi che siete affaticati e afflitti Jesus disse: venham a mim os cansados e aflitos, e io vi darò riposo. e eu vos darei repouso. Gesù è la soluzione verso quei paesi che hanno fame, Jesus é a solução para esses países que têm fome, perché Gesù è il pane di vita eterna. porque Jesus é o pão de vida eterna. Gesù è la soluzione verso quei paesi che hanno sete, Jesus é a solução a esses países que têm sede, perché l'acqua che offre Gesù è un'acqua che sgorga in vita eterna. porque a água que oferece Jesus é uma água viva. Gesù è la soluzione per quelle persone che oggi hanno bisogno di liberazione. Jesus é a solução para aquelas pessoas que precisam de libertação. Liberazione dai peccati, liberazione da vizi, Libertação do pecado, de vícios, liberazione da demoni. libertação de demônios, Perché c'è scritto nella Bibbia: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. porque na Bíblia está escrito que vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos tornará E la livres. verità è lo stesso Gesù. E a verdade é Jesus. Gesù è la soluzione per ogni problema. Jesus é a solução para cada problema. Gesù è la soluzione per il problema nella tua vita. Jesus é a solução para o problema na sua vida. Gesù è la soluzione per il problema nella tua casa. Jesus é a solução para o problema na tua casa. E Gesù è la soluzione per ogni problema di questo mondo. E Jesus é a solução para cada problema nesse mundo. Che cosa hai a che vedere tu con questo? E o que tem a ver você com isso? Gesù vuole usarsi di te Jesus quer te usar per portare questa soluzione in questo mondo. para trazer a solução para esse mundo. Gesù vuole usarsi di te oggi Jesus quer usar você hoje perché tu possa spargere il profumo di Cristo su questo mondo. para que você possa espalhar o perfume de Cristo nesse mundo. Gesù vuole usarsi di te per far conoscere a tutti questa soluzione. Jesus quer que você seja uma luz para que todos possam conhecer essa solução. Gesù ha messo potenza sulla tua vita per questo. Jesus colocou potência na sua vida para isso. Quando Giovanni Battista stava battezzando, Quando João Batista estava batizando, un giorno disse: io oggi vi battezzo con l'acqua ele disse: hoje eu vos batizo com água per il perdono dei peccati, para perdoar os pecados. ma arriverà uno dopo di me Mas vai chegar um depois de mim che vi battezzerà con Spirito Santo e con fuoco. que vai os batizar com o Espírito Santo e com fogo. Oggi Dio ti riveste di potenza Hoje Deus te reveste de poder per portare questa soluzione in tutto il mondo. para levar a solução para todo mundo. Non pensare che tu vieni in chiesa soltanto per stare seduto, ascoltare una parola e tornare a casa. Não pense que você vem para a igreja só para escutar alguma coisa e depois voltar para casa. Tu vieni qua per riempirti di spirito e di fuoco per poi uscire e portare questa soluzione al mondo. Você vem para se recarregar e conseguir levar isso a todos os outros. Dio ti vuole usare per questo.
Deus quer te usar para isso. Se tu non sai dare un senso oggi alla tua vita, Se você não consegue dar um sentido à sua vida, Dio è il senso per la tua vita. Deus é o sentido da tua vida. Dio è la direzione per la tua vita. Deus é a direção da tua vida. Gesù è la via. Jesus é a via. E la via vuole che tu inizi a uscire da questo luogo e cominci a spargere questo profumo su questo mondo. E a via quer que você saia desse lugar e comece a espalhar esse perfume pelo mundo. Basta puntare i problemi. Chega de apontar os problemas. Basta dire questo non va bene, questo non va bene. Chega de dizer isso não vai bem, isso não vai bem. Piuttosto di facciamo così. Melhor diga, vamos fazer assim. Gesù vorrebbe che facessimo così. Jesus gostaria que fizéssemos assim. La soluzione è Gesù. A solução é Jesus. E noi siamo le persone che oggi Gesù ha scelto E hoje nós somos as pessoas que Jesus escolheu per portare questa soluzione in questo mondo. para trazer a solução para esse mundo. È ora di finirla, di stare fermi, É hora de parar de ficar parados, di piangerci addosso, de ficar chorando, di giudicare de julgar e di usare quelle verità che noi conosciamo della parola e usar aquela verdade que nós temos da palavra solo per commentare quello che succede intorno a noi. só para comentar aquilo que acontece em torno a nós. Piuttosto usiamo la potenza che c'è nella parola Melhor, vamos usar o poder que tem na palavra per cambiare quello che c'è intorno a noi. para mudar aquilo que está em torno de nós. Amen. Amém? Ti chiedo di alzarti in piedi. Peço para se levantar. Il gruppo di lode, se può salire. Amen. Dio ha messo dentro di te uno spirito non di timidezza, uno spirito non di disanimo, uno spirito che non torna indietro. Piuttosto Dio ha messo dentro di te uno spirito di forza, uno spirito di amore e uno spirito di autocontrollo. Questo è quello che la parola di Dio ci dice. Che allora noi possiamo diventare responsabili di questo Spirito Santo che vive dentro di noi per uscire là fuori e cominciare a portare soluzioni per cambiare questo mondo. E la soluzione per cambiare questo mondo, lo sappiamo tutti quanti noi qual è? È Gesù Cristo, Figlio di Dio, nostro Salvatore, colui che per noi è morto, è risorto e che fino ad oggi perdona i nostri peccati per portarci alla vita eterna. Lui è la soluzione per tutto questo mondo. Che allora ognuno di noi possa prendere questa potenza che Lui ci ha donato per portare questa soluzione ad ogni persona che ancora oggi sta guardando i propri problemi e i problemi che vede intorno a lei, ma ancora non riesce a trovare una soluzione per la sua vita. Amen. Facciamo una preghiera insieme per concludere questo momento. Padre, io ti ringrazio, Signore, per ogni parola, Signore, di vita eterna che Tu hai portato oggi su questa chiesa. E la mia preghiera, Signore, oggi per ognuno di noi è che noi possiamo smettere di essere persone che puntano i problemi. Possiamo smettere di essere persone che giudicano. Possiamo smettere di essere persone che conoscono la verità, ma che usano questa verità soltanto per commentare quello che gli succede intorno. Che piuttosto noi possiamo cominciare a prendere la potenza nello Spirito Santo che Tu hai messo dentro di noi per portare soluzioni intorno a noi. Che noi possiamo apprendere la verità che Tu ci insegni attraverso la Tua parola per cominciare a cambiare questo mondo e cominciare a trasformare persone, che persone si avvicinino a Te attraverso la nostra testimonianza, attraverso il nostro agire, attraverso il modo in cui Tu ci vuoi usare oggi. Che nel nome di Gesù ognuno di noi, Signore, oggi possa aprire il proprio cuore e rendersi disponibile a diventare un portatore di soluzioni per questo mondo. Che nessun problema venga più a essere al centro della nostra vita, ma che al centro della nostra vita ci sia solo Tu, nostro Signore e Salvatore, e che per mezzo Tuo noi possiamo portare questa soluzione a tutto il mondo. Io ti prego per questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Molte generazioni arrese in lode, cantando
che sono andati da te, di quelli che crederanno, cantando una canzone alla. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli esaltato sei, santo per sempre. È stato perdonato e redento. Canto una canzone. Il suo nome, canta una canzone all'agnello e per sempre canteremo amen. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai. Tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Tutti insieme santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai, santo, santo per sempre. E gli angeli clamano santo, dalla creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Voglio sentire il popolo di Dio, il tuo popolo canta santo,
sia Re dei Re, degno di tutta la lode. Tu sempre sarai Santo, Santo per sempre. Santo per sempre. Tu sempre sarai, Tu sempre sarai Santo, Santo per sempre. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo già terminando la nostra serata. Gloria a Dio per tutto quello che ha fatto qua in mezzo a noi questa sera, per la sua presenza che oggi abbiamo sentito forte, non solo tra di noi, ma soprattutto nei nostri cuori. Che ognuno di noi possa uscire di qua oggi trasformato dallo Spirito Santo di Dio, colui che ci convince, colui che ci esorta e colui che ci fortifica e ci dà la potenza per cambiare questo mondo. Amen. Non so se abbiamo compleanni questa sera da festeggiare, c'è stato qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? William non si stanca mai di salire sul pulpito, 2 su 2. Amen. Allora facciamo una preghiera insieme per William, per Nora, per i loro 12 anni di matrimonio. Amen. Amen. Alziamo le nostre mani. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti, Signore, per questa famiglia bellissima che tu hai portato in mezzo a noi e ti ringraziamo oggi per questi 12 anni di matrimonio, Signore, che tu gli hai concesso. Io ti chiedo, Signore, che molti e molti altri anni loro possano venire a festeggiare, ma ti chiedo soprattutto, Signore, che il tuo amore, la tua unione, la tua presenza regni sempre sulla loro unione e su tutta la loro casa. E noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora che Dio benedica tutti quanti noi, che benedica la nostra settimana, che benedica le nostre case, e se possiamo fare così con le nostre mani chiediamo a Lui la sua benedizione. Che l'amore di Dio nostro Padre, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e che la comunione che noi abbiamo con lo Spirito Santo di Dio possa essere con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Non so se sentite l'odore, ci sono coxinhas là fuori.